felice e onorata oggi di essere insieme ai partner che sostengono e amano l'arte a livello culturale internazionale. Di questa volta abbiamo l'ospite importante Daniele Minotto con un caro saluto a nome di Lava. Per tutti i partecipanti in occasione della Biennale in contesto di San Teodoro qui in centro di Venezia, per un sostenimento a tutti artisti e al loro talento. Grazie Daniele di essere con noi. Mi piacerebbe che dai un saluto a tutti questi artisti che sono venuti da ogni parte del mondo per portare a Venezia la loro arte e arricchire in questo periodo della Biennale con la loro bellezza e le loro emozioni. Prima di tutto un ringraziamento a te Elena per quello che hai fatto in questi anni. Ormai sono 6 anni che ci conosciamo e stiamo collaborando, sono passati anche gli anni difficili del Covid e nonostante tutto hai sempre voluto portare avanti un'immagine di bellezza, l'immagine dell'arte. E questo come Associazione Veneziana Albergatori sai che siamo al tuo fianco e in tutti gli eventi vogliamo essere partecipi e dare il massimo contributo per la diffusione. Quindi continua così, hai fatto grandissimi passi in avanti, siamo arrivati anche nella città antica che era un traguardo che sembrava difficile e quindi come albergatori veneziani non possiamo che essere felici di aver dato un piccolo contributo perché questo potesse accadere. Ma il vostro contributo dell'Ava non mi è mai mancato come sostegno, come patrocinio, ma anche come rapporto umano e culturale, mai mi è mancato. Quindi un grazie di cuore per tutto quello che avete fatto con noi, insieme a noi in questo percorso lunghissimo e difficilissimo anche direi. Grazie Daniele, grazie di cuore. Abbiamo qui un altro personaggio, la personalità che raramente di poterlo vedere e averlo con noi. In questa occasione, carissimi artisti, vi presento Claudio Scarpa che parlerà da nome dei partner di Uruguay che spero prossimamente con una bella mostra collettiva vi facciamo anche visionare l'arte dall'estero portato qui per farvi anche un scambio interculturale, artistico e umano di una bellissima amicizia futura e proficua. Claudio Scarpa. Noi abbiamo voluto dare il patrocinio come Consolato dell'Uruguay a Venezia a questa splendida collettiva, ma lo diamo già da alcuni anni, perché riteniamo che l'opera di Elena sia un'opera importante, l'abbiamo vista a Mestre, adesso la vediamo qui nel centro storico, ricordiamoci che in questo momento c'è la Biennale e la Biennale non è soltanto i padiglioni, l'Uruguay peraltro ha un padiglione all'interno dei giardini con un'opera molto bella di un artista uruguaiano, ma è anche l'occasione per degli eventi collaterali, tra cui questo. Noi abbiamo voluto essere partner perché riteniamo che in futuro ci possa essere la possibilità di collaborare con artisti uruguaiani che verranno ad esporre all'interno delle organizzazioni di Elena. Grazie mille ai nostri partner che li amiamo, li vogliamo tanto bene, che sempre sono con noi a sostenerci con il cuore, con tutto il cuore, con l'affetto e anche culturalmente e umanamente. Grazie mille Daniele Minotto, Claudio Scarpa, a tutti gli artisti, un applauso a nome di tutti noi. Proficua carriera a tutti, restate sempre con noi per il prossimo bellissimo evento. Grazie.